Buonasera, ben ritrovati F Motori, il magazine settimanale del motorsport su Telefriuli. Un saluto da Marco Angileri. Prima parte con Marco Buosi del Motoclub Fan, che presenterà il grande evento del 24 e 25 di settembre, quando a Maniago arriverà il campionato italiano assoluti d'Italia di enduro e sarà il gran finale della stagione 2021. Seconda parte, assieme al CRCS Cingoli e Ruote per conoscere la storia, che presenteranno il loro evento Asi Mili Show 2021. Dominio marchiato Hyundai alla 56esima edizione del Rally del Friuli Venezia Giulia, quinta prova del campionato italiano VRC, disputata sabato 21 agosto. La vittoria è andata al varesino Andrea Crugnola in coppia con Gabriele Zanni sulla nuova Hyundai 20 Rally 2, l'ultima versione della vettura che, dopo aver debuttato al meglio la settimana passata al Mondiale di Ypres in Belgio, è stata fatta correre in questa occasione a titolo di test, quindi si è trattato di una prima nazionale ricca di contenuti tecnici e sportivi. Il pilota ufficiale della casa sudcoreana nel campionato italiano, supportato sul campo da Friul Motor, ha preso il comando della classifica dalla prima prova speciale, riuscendo costantemente a controllare la situazione, soprattutto i ripetuti attacchi del compagno di colori Luca Rossetti in coppia con Manuel Fenoli su una i20 firmata BRC. La lotta per la vittoria ha dunque riguardato solamente loro due. 3 le vittorie parziali a testa, con la terza posizione andata al bergamasco Alessandro Perico, con al fianco Turati su una versione voluta della Skoda Fabia R5 della PA Racing. Fuori dal podio in quarta posizione, dopo una gara partita con qualche difficoltà, il piacentino Andrea Carella, con una Skoda Fabia R5 pure lui. Sesta posizione assoluta per uno scatenato Marco Zannier con la Skoda Fabia R5 condivisa con l'esperto Enrico Bracchi. Si è preso gli elogi e gli applausi a scena aperta il pilota di Lestance, il quale ha confermato il suo feeling con la gara, essendo giunto quinto con la datata Renault Clio Williams 2 anni fa. Tra gli equipaggi friulani in gara, vittoria in classe A5 per Michele Graputti e Marco Zuliani sul Peugeot 106, stessa vettura per Gabriele Bassutti, navigato da Ivan Mongiat, davanti a tutti in classe A6, mentre Davide Graputti e Alessandro Tatulli firmano la vittoria in classe A7 con la Renault Clio Williams. In classe N2, tra i 21 equipaggi in gara, podio per Dimitri Cortese e Nicola Vanino, terzi di classe. Straordinaria vittoria per l'equipaggio composto da Matteo De Sabato e Giulia Barbiero, che conquistano la classe R2B con 17 equipaggi al via. Michele Buiatti e Stefano Peressutti su Honda Civic firmano la vittoria di classe N3, mentre nella battaglia tra le Super 1600 seconda posizione per Marco Marchiolo e Andrea Di Giusto su Renault Clio, che hanno preceduto Matteo Bearzi e Gianira Chialina, terzi di classe con la stessa vettura. La gara, dopo un anno di assenza per motivi di emergenza sanitaria, ha fatto peraltro il suo ritorno a Cividale del Friuli, già location dell'evento nel recente passato, tornando ad essere un vero e proprio incentivo per l'immagine del territorio. Una buona serata a Marco Buosi del Motoclub Fan 25 e 26 di settembre, assoluti d'Italia di enduro a Maniago, un evento importantissimo. Dico bene, Marco? Sì, dici bene, è un evento nazionale e direi, io oserei dire anche internazionale, vista la caratura dei piloti proprio che verranno nel nostro comune, nei comuni limitrofi, per partecipare a questa finale, tra virgolette, dell'italiano enduro, perché si tratta di una vera e propria finale, visto che quasi tutti i titoli, tranne uno, sono ancora da assegnare. Quindi sicuramente una gara competitiva, emozionante, e sarà bellissima da vedere sicuramente. Tu l'hai accennato un attimo fa, parlando appunto di un campionato italiano assoluti d'Italia che può vantare la partecipazione di diversi piloti che affrontano il mondiale. È un piccolo mondiale effettivamente, perché se andiamo a vedere anche in corsa per i titoli ridati, tra i primi 15, diciamo almeno 10 corrono il campionato italiano, perciò sarà ancora più prestigioso per voi come Motoclub Fan ospitare dei nomi così importanti nell'enduro internazionale. Sì, dici bene, perché il campionato italiano enduro come quello francese sono in Europa i due campionati diciamo in assoluto più seguiti e più titolati. Non a caso appunto abbiamo tutta questa presenza di campioni del mondo che partecipano da parecchi anni ormai all'italiano enduro.
E l'italiano enduro poi si distingue anche come campionato a livello internazionale proprio per la durezza delle prove, il territorio, la particolarità dei nostri territori, quindi la bellezza dei circuiti, delle prove speciali e soprattutto io aggiungo anche la competenza dei motoclub che organizzano queste manifestazioni, insomma, ecco. Ecco, da fan voi abbracciate perciò la città di Maniago in questo caso, che è una città che conosce molto bene il motorsport, perché ormai da qualche anno è il punto di riferimento per il rally Piancavallo. Qua chiaramente parliamo di 4 ruote, però in questo momento e tra poco arriverà un importante evento per le 2 ruote tassellate. Come sta andando questa fase di avvicinamento, ma soprattutto con sia l'amministrazione e poi quello che è la popolazione, se ha capito quello che sarà il grande evento di settembre? Beh, certo Marco, l'amministrazione comunale si è dimostrata molto, diciamo, disponibile nell'organizzare questo, ha capito la bellezza e soprattutto l'importanza di questo evento motociclistico e quindi ci ha dato, diciamo, una mano sia a collocare le varie strutture, sia a decidere la location dei vari paddock, della partenza. Alcune cose sono ancora da definire, però abbiamo riscontrato, insomma, una buonissima partecipazione, una buonissima intenzione di far bene anche da parte della giunta comunale che ci ha effettivamente aperto le porte, no, di questo loro comune. Noi purtroppo FAN lo toccheremo diciamo solo con l'assistenza, diciamo le verifiche, l'assistenza dei vari team, perché per questioni di spazio purtroppo il comune di Fana non riusciamo a far stare tutti. Questo è il motivo per cui ci siamo spostati a Maniago in un luogo, in una piazza, diciamo, più grande, più accogliente, proprio per la quantità di team e di persone che partecipano a questo evento. Appunto, per una serie di combinazioni, le ultime tappe del campionato italiano assoluti d'Italia si svolgeranno appunto a Maniago con la vostra organizzazione, e forse è stato assegnato sì o no un titolo, perciò sarà ancora più prestigioso, perché sarà veramente un gran finale dove correranno al massimo per potersi giocare tutte le carte per portare a casa nelle varie categorie, varie classi, il titolo italiano, e questo dà ancora più prestigio a quello che voi state facendo. Sì, effettivamente quest'anno sono da assegnare tutti i titoli, diciamo, tranne uno, quindi avendo 2 giorni a disposizione, quindi 2 gare, abbiamo un doppio punteggio. Ricordo che il sabato si faranno 4 giri del circuito con 3 prove speciali da ripetere ovviamente ogni giro, la domenica 3. Quindi questa formula, secondo noi, farà sì che i piloti diano proprio il massimo per riuscire a raggiungere poi la vetta della classifica e quindi guadagnarsi il titolo di campione italiano in questi ultimi 2 giorni. Quindi ci saranno sicuramente piloti agguerriti, pronti, anche perché adesso torneranno dalla 6 giorni, che comincia proprio lunedì, no? Nell'Oltrepo Pavelle, e torneranno sicuramente agguerriti e sarà, come ripeto, una gara emozionante e soprattutto tosta, perché la renderemo difficile a questi piloti. Tra l'altro sarà anche il momento, ormai è quasi a un soffio dal titolo italiano 250 due tempi Lorenzo Macorito, che tra l'altro è arrivato da un doppio successo in Svezia nel mondiale dell'assoluta junior. Sì, infatti cominciamo dall'inizio, diciamo, a Lorenzo Macorito dobbiamo fare un grande applauso, perché è veramente un ragazzo in gamba, bravo, e ce la sta proprio mettendo tutta, si nota il suo valore, che sarà sicuramente negli anni sempre maggiore. E per quel che riguarda poi il suo motoclub, che è il Manzano, collaborerà con noi anche a questa gara. Ci saranno delle persone che ci daranno una mano, quindi siamo in collaborazione anche con questo motoclub, e colgo l'occasione per salutare tutti quanti i ragazzi del Manzano. Alcuni di loro mi sembra siano a dare una mano anche alla 6 giorni, perciò è un doppio sforzo organizzativo, loro non si tirano indietro. Li ho visti tra l'altro anche al Mondiale Trial a Tolmezzo, sempre pronti a dare una mano. Bravi ragazzi. Sì, sono bravi, sono in gamba, sono complimenti comunque. E per quanto riguarda poi la manifestazione di questi ultimi 2 giorni, dici tu, questi
questi piloti agguerriti, questi campioni del mondo, sicuramente ci faranno divertire. Insomma, ti ripeto, c'è una extreme che è una extreme naturale, quindi non è artificiale come si vedono di solito, la stiamo creando in questi giorni. Ecco, scusa Marco, una prova estrema grosso modo quanto sarà lunga? Ma non è molto lunga l'estrema, si aggirerà intorno ai 4 km. Beh, non è neanche corta rispetto a altre. Non è neanche corta, ma neanche tanto lunga, nel senso che la faranno in tempi brevi. Questo diciamo ci viene anche imposto dalla federazione, determinati tempi sul giro, determinati tempi per le prove speciali. E questa sarà molto bella, sarà nel bosco, non sarà di facile accesso perché è piuttosto arduo arrivare, però insomma daremo le informazioni anche nel nostro sito internet e in tutti i social per come riuscire ad arrivare a vedere al meglio questa bellissima prova speciale. Le previsioni, Marco, immagino siano ottimali perché un campionato italiano di questo livello richiamerà parecchie persone. Immagino che poi anche Maniago avrà i suoi riscontri positivi a livello turistico di presenze alberghiere. Sì, è un bel indotto sicuramente, perché già dal mercoledì le prove speciali devono essere visionabili dai piloti e dagli atleti. Quindi già dal mercoledì, io penso che già dal weekend precedente arriveranno queste persone, quindi sarà sicuramente un indotto molto molto importante per tutta la pedemontana, per tutti i comuni interessati e gli albergatori, i ristoratori. Insomma, pensiamo che oltre 1 migliaio di persone solamente dell'organizzazione e con relativi piloti e meccanici arrivino in questi comuni. E per quanto riguarda poi, sai, Covid permettendo, speriamo che anche molti appassionati arrivino in questa 3 giorni alla fine, perché da venerdì che cominciamo le verifiche amministrative fino a tutta domenica ci sarà il circo dell'italiano enduro da vedere. Ecco, un premio immagino anche per voi dopo tante gare organizzate, gare di Triveneto, che vi hanno così permesso di mettervi in mostra e crescere, soprattutto proporre anche delle prove, quelle belle classiche che molti piloti, soprattutto del Triveneto, conosceranno, perciò in parte saranno quelle, ne hai parlato un attimo fa anche della novità della prova estrema, però prove in linea, fettucciato, grosso modo saranno quelle magari proposte già nell'Italiano Major, immagino. Sì, una parte l'abbiamo ricavata dal Major, una parte, come l'Extreme, è completamente nuova, una parte la stiamo decidendo anche in questi giorni in base anche alla possibilità che se il tempo non dovesse essere dei migliori, trovare un percorso alternativo. Comunque grosso modo rispecchierà la prova del Major, ecco, tranne l'Extreme che sarà completamente nuova, un circuito un po' più lungo per gli assoluti d'Italia, però più o meno siamo su quel livello lì. Dunque 25 e 26 di settembre, assoluti d'Italia di enduro, una gara importantissima perché sarà la coda al gran finale che assegnerà appunto i titoli nazionali. Solo uno per il momento è stato assegnato, perciò ne mancano veramente tantissimi. Ne abbiamo parlato con Marco Buosi del Motoclub Fanna, un buon lavoro. Ovviamente terremo aggiornati gli amici su Telefriuli di quelle che saranno le fasi di avvicinamento alla gara del 25 e del 26, augurandovi ovviamente a voi un buon lavoro. Grazie a tutti, ciao Marco. Siamo nell'ex caserma Patussi e l'avete trasformata in un qualcosa di unico. Sì, l'abbiamo trasformata in un museo, la stiamo trasformando in un museo. Intanto l'abbiamo pulita, messa a posto, resa particolarmente agibile in 1/3 della sua superficie. La sua superficie è di 100.000 metri quadri, noi stiamo lavorando su 35.000 metri quadri. Con una grande passione siete riusciti anche a salvare un pezzo di storia di questa zona, una caserma che si trova tra Tricesimo e Reana del Royale, con un grande sforzo di lavoro e ovviamente abbinato a una grande passione per i mezzi militari.
Sì, il lavoro è stato particolarmente intenso perché quando siamo entrati qui c'era un bosco, praticamente la caserma era abbandonata, distrutta, depredata e noi pian pianino con le nostre forze, esclusivamente con le nostre forze e i nostri mezzi sia finanziari che meccanici, siamo riusciti ad entrarci e a fare qualcosa di particolare. Il vostro è un club molto numeroso a livello di partecipazione, anche perché a giudicare da quelli che sono i mezzi esposti ci vuole anche tanta passione ma anche tanti collaboratori. Sì, con l'ultimo iscritto di oggi siamo in 140, siamo 140 appassionati e cerchiamo di portare avanti al meglio questa passione, anche perché al nord-est, in Friuli Venezia Giulia, forse siamo gli unici, l'unico club ASI, fra l'altro, federato dal mese di marzo, che portiamo avanti questo tipo di cultura. È una cultura strana, mezzi ex militari qualche volta danno nell'occhio, danno fastidio per la particolarità, per la storia che hanno avuto, un po' per tutto. Qua ci troviamo nel museo, ma l'area che voi seguite è molto più ampia, ci sono delle officine, più officine dove i soci appunto sistemano, mettono a posto tanti mezzi e questo è anche un modo di coinvolgere con una passione incredibile che avete. Sì, quest'area, l'area museale, chiamiamola così per ora, supera i 1000 metri quadri ed è anche un garage, è un grande garage per ora, perché stiamo lavorando per attrezzare il resto dei capannoni con dei portoni, con delle chiusure anti-sfondamento, perché questi mezzi sono anche una bella attrattiva per chi non ce l'ha. E pian piano noi speriamo anche di ricevere qualche finanziamento. Finora abbiamo messo tutto del nostro e aspettiamo i vari enti che ci aiutino, insomma, che ci diano degli aiuti sostanziali per poter portare a completamento quest'opera, perlomeno con le chiusure e gli impianti di allarme. Cosa importante, il vostro club aggrega anche parecchi giovani. E soprattutto i lavoranti sono i giovani. Sono i giovani e noi pensionati, giustamente, è giusto sia così, noi abbiamo il tempo, i giovani hanno forse più passione di noi ancora, hanno le possibilità e la forza di tirare avanti, perché qui ci vuole tanta forza. Tra poco ci sarà un evento molto importante in chiave nazionale. Sì, qui nelle giornate dal 3 al 5 settembre si svolgerà l'ASI Mili Show, che è un evento a livello nazionale organizzato da ASI, e in modo particolare da ASI sezione veicoli militari, quindi arriveranno dei collezionisti iscritti a ASI e anche non di mezzi militari praticamente da Roma in su per l'evento. Durante questo evento ci sarà una manifestazione statica nella giornata di domenica, per cui sarà aperta al pubblico e potranno ammirare quelli che sono i mezzi appartenenti ai nostri soci e diciamo, ai partecipanti all'evento, con delle particolarità, perché ci saranno anche dei mezzi molto rari della seconda guerra mondiale, quindi dei carri o dei mezzi, dei camion in modo particolare, e quindi da poter ammirare da parte del pubblico, insomma, della nostra regione. Consideri che un evento così nella nostra regione difficilmente c'è stato nel tempo e sarà difficile che ci sarà anche in futuro, diciamo nel breve. Sarà sicuramente un'occasione e qualcosa di importante per il nostro territorio, anche dal punto di vista turistico, perché insomma ci sono sempre delle persone che vengono da quasi tutta Italia. La previsione è di quanti mezzi? Beh, noi abbiamo una previsione, abbiamo fatto una stima che arriveranno più di 100 mezzi, dai 100 ai 120 mezzi, con diciamo una media di 250 partecipanti. Molti dei partecipanti poi saranno anche vestiti con divise adatte al loro mezzo, per cui insomma la parte coreografica è anche molto importante. Invece per i giorni del 3 e del 4 la colonna diciamo, transiterà in alcuni comuni della regione. Saremo il venerdì pomeriggio, transiteremo
da qui, da Tricesimo, lungo la linea Attimis, Nimis, Faedis, fino a Cividale, dove resteremo qualche ora. Confine orientale della vecchia guerra. Confine orientale della vecchia guerra, e rientreremo poi il tardo pomeriggio a Udine, per cui la colonna sosterrà anche in centro a Udine, per poi rientrare la sera qui alla Patussi. E il giorno dopo invece partiremo la mattina presto per Malborghetto Valbruna, dove i partecipanti visiteranno quelle che erano le ex opere militari della guerra fredda nella zona del Tarvisiano. I vostri soci come si suddividono? Immagino sia abbastanza eterogenea come tipologia, di chi appartiene al vostro club, che ha chiaramente anche un mezzo militare. Certo, allora noi abbiamo la fortuna di avere moltissimi giovani, più di un terzo dei 140 soci è under 30. Per cui poi sono molto appassionati anche di meccanica e quindi sono molto attivi all'interno dell'associazione. Abbiamo anche molte donne, per cui è molto eterogeneo la gamma dei nostri soci. E poi ci sono i vecchi collezionisti, e quelli che hanno avuto la possibilità negli anni di accumulare molti mezzi, per cui sono il core business, come si dice, dell'associazione. Però siamo molto fortunati per la parte giovanile, cosa che nel mondo del collezionismo, soprattutto dei mezzi militari o dei mezzi civili di ASI, è una cosa piuttosto rara. Quindi questa è la forza di questa associazione, è che sicuramente ha un futuro per i molti giovani che ci sono. Già un mezzo normale, stradale, ha un po' di difficoltà a livello di trovare ricambi. Per mezzi militari immagino che la complicazione sia ancora maggiore. Sì, la complicazione è maggiore, però si trova in Europa, si trova negli Stati Uniti, quindi esiste la possibilità, soprattutto per i mezzi degli alleati, si trova ancora molte cose. E poi se non si trova, qualcuno riesce anche a riprodurre poi fedelmente il pezzo mancante, però molta parte di accessori e di mezzi per la manutenzione si trovano ancora. Voi siete anche un club ASI? Sì, noi da marzo siamo anche federati ASI, siamo sia per la parte militare che anche per la parte dei veicoli civili, e quindi anche per questa ragione ci siamo presi l'incarico di organizzare questo evento, il Friuli Venezia Giulia, anche per far capire che il mondo del collezionismo e soprattutto dei volontari del collezionismo è un mondo vivo e frizzante. Ricordiamo che il vostro evento è aperto al pubblico, perciò ci sarà un'opportunità di toccare con mano non solo i mezzi che abbiamo visto in questa carrellata, bensì quelli che arriveranno anche da fuori, perciò almeno un centinaio. Assolutamente, aperto al pubblico. Io invito le persone a collegarsi alla nostra pagina Facebook o al nostro sito per avere le ultime informazioni, e quindi sì, c'è questa possibilità che, devo dire la verità, noi abbiamo già fatto degli open day negli scorsi anni che ci hanno dato moltissima soddisfazione, soprattutto dal punto di vista dei bambini, perché, a dire la verità, noi diamo la possibilità ai giovani di vedere dei mezzi che i loro nonni hanno utilizzato durante la seconda guerra mondiale, quindi di salirci e di sentirli in moto, il rumore, è qualcosa che ai ragazzi e ai bambini fa piacere.